Ok, finalmente torniamo in postadione. E siamo qua, e siamo noi. E i marmocchini siamo noi. Siamo funno. Sì. Allora, facciamo questo. Prima che facciamo schifio. Ok. Ma anche di comodità. Che spara, manco tempo, che on. Cabana. Per luogo. Ok. Non manca qua, non manca. Lo spotter, non è lo spotter. Dai, non ne cominciamo. Perso lo spotter, mancazzo. Dai, cominciamo. Ragazzero, lo sparo. Cabana, lo sparo. A fare perché da ghirri. Ma vabbè, dai. Ora sta di cabana, sta di sparo. Cosa sto zaino un secondo? Zaino. Okay. 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 Well, thank you. Non pare Bye-bye. Vincenzo! Non pare, com'è? Devo andare. Non pare a posto. Non pare insieme. Ti figli di puttana. Sparo c'è stato, magari sta a caccia sti pezzi di merda. Scassano i coglioni, porco dio. Ragazzi di caccia. Mi rannulli qua. Che è? Buongiorno, ora c'ho il restart. Ora c'ho il restart come noto con tutto rotto. A questo punto io. Ma adesso per subito la banna mascando c'ho pezzi di pinne però sogno solo. Eh sì, perché gli ho giocato una Xbox, una altra stanza, no? Lo salotto. Niente, erano usciti un gruppo di carusi con cui avevo così una masata, mi sembra Enzo, che io non ho giocato mai, come a DayZ. Loro era la prima volta, io invece insomma avevano un bello po' di tempo che gioco con questo gioco. È un gioco particolare, va? E insieme abbiamo fatto sto gruppo, abbiamo fatto e aveva una masata che giocavamo assieme, e quindi abbiamo giocato l'Xbox, che all'inizio ci hanno giocato mia moglie, mio figlio, quindi uscimmo con il computer e non avevo potuto fare. No, ogni tanto hai fatto, ma hai fatto solo su Twitch, perché l'Xbox posso mai direttamente solo su Twitch. Che invece che io collegato andavo al computer. E poi con il computer scimmo una cazzo voglio. Comunque sparo c'è stato, ma io non mi ricordo.
sparo c'è stato, ma io non mi rannudo. Ora c'ho il restart, io mi inizio ora all'avamposto militare, mi inizio. Io mi inizio all'avamposto militare. Per fare vedere lo stream di sistemare una cosa lo stream. Qua c'è la cam non c'è ciò. Ci posso mettere la mappa però. Ci posso mettere la mappa qua. Perché vedendo sto gioco la mappa non c'è in gioco. Cioè tu ti devi orientare come nella vita reale. Hai la mappa cartacea, senza segnaline, senza niente, non c'è bisogno se tu. Orientare tu. La mappa è enorme, 250 km quadrati la mappa insieme. Mappa, eccola qua, aspetta che la sgangiamo. Sistemiamo sta cosa un attimo, che facciamo a mettere così. Game capture, no, che stupido studiare, che tanto non c'è. Sto passando, sono sente l'audio. Devo aggiungere una minchiata io allora. Acquisizione finestra, ok, perfetto. Rosso capture. No, ci metto capture mappa. Capture mappa. Ok. La finestra no, non è questa. La finestra è che? Ok. Intanto c'è stato un riavvio, ma va bene. La finestra è questa. Stiamo un secondo. Taglio qua. Ciò che va bene. Fa così. Certo, viene un pochettino strammatella. Viene un pochettino strammatella. No, gli scingere qua magari. Così. Vediamo. No, dobbiamo allargare il centro. Dovrei solo così allargare così. Ecco. Bellissimo. Troppo allargare gli è venuto. Ok. Sta scendo va. Ok. Serio, 150 km quadrati, è enorme. Io ho 8 anni che ci gioco, ancora ci sono posto la mappa e non l'ho visto mai. E poi è tipo alla The Walking Dead, pare. A cercare cose non so facili da trovare, a aggiustare, a fare, a dire. È tutto simulato. Infatti, diciamo, simulazione di apocalisse zombie. Diciamo. È tutto un zaino, l'inventario, lo zaino da mettere le cose nelle mani, che le mani a portare in terra. Insomma, è molto simulato, va. Tanfilo è da vincere in poche parole. Aspettiamo un restart, c'è un restart ogni 2 ore, restart lo server, che carica attorno alla loot, carica attorno all'equipaggiamento. Niente, vedendo nel gruppo nostro, utilizziamo tutta questa mappa che hai visto, abbiamo un software, abbiamo un programma, un cellulare, un computer, che abbiamo la mappa condivisa. Quindi siamo noi che segniamo i punti di interesse, che scriviamo un siamo, un non siamo, e tutte queste cose qua. Quindi ne coordiniamo, dai, sogno una sta città, noi sogno una sta città, e allora dai, mudiamone, ne incontriamo a questo punto qua, la strada taglia carina la corrente, per dire, no? Un c'è sta fattoria, è molto bello, impegnativo magari come gioco, eh? Molto impegnativo, molto. Allora, abbiamo fatto un server Discord, noi ne pubblichiamo tutti i minchiate, ne mettiamo tutte le cose.
Vabbè, ancora. Dove cazzo ci vuole? Cacchio, non è accettato. Andiamo a dirci qui. Facciamo prima. Ragazzi, sono rinviti. C'erano rinviti, sapessero che stanno rinviti. Oddio mio. Ah no, non mi già vero, ok, posso pigliare. Cioè, mi hanno detto che mamma moglie rinviti. Ah, mappa nuova. Visto. Ma che cazzo c'è? Perché non mi ha caricato, porca puttana. Ai, ok. Faccio che da nuovo. Ops. Non dovremmo attaccare. Ok, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ecco, mi stava caricando la mappa nuova. Stavo caricando la mappa nuova. Qui sta, giuro. L'altra. La nuova. Ce la fa bene. Sì, sì, certo puoi uccidere altri player, che pare. Ci sono una settantina di player che hanno tutta la mappa, c'è sì fazioni, clan. Ma poi è bello perché non è che c'è una storia, una cosa, sei tu qua a fare la storia. Che cosa succede nella mappa, i cristiani che incontri, possono essere aggressivi, possono essere amichevoli, può essere te trovi a fare squadra con le persone. Io che è bellissimo. Certo, è molto dispersivo, quindi se non si piglia nella maniera giusta, dopo magari rompere le palle. Però Yoko non ci può dire niente perché è troppo bello. Come a fuoco per pigliato. Quindi dicevamo mappa. Vediamo che fa bene. Ah, fa bene. Ok, va bene. E da sopra ci sono tutti i segnalini. Oh, non si vede buono perché non gli ho zoomato io. Però se zoom. E qua ci sono tutti i segnalini che avevamo bisognato, una abbiamo i base, una siamo giunti, una quale città stiamo facendo, questo tutti gli altri mettiamo tutte queste cose qua, capire. Se tu vai che zoom, proprio capire proprio casa per casa, cosa per cosa. Stavo che andare, ho usato la vita reale, mi pare. Che ambientato io con un 1991. Non esisteva il GPS tanto. Eh, Vabbè dai, come un poco. Allora, ieri stavo facendo un po' di posizionamento, infatti, per capire preciso il mio sogno. Perché c'ho questa tenda qua, che se non faccio la lasciata come cristiano ogni volta la perdo magari io, e poi ogni volta la trovo in casino. Qua mi stavo costruendo tutta la recensione. Ora, siccome serve che è basso e magari non c'è tanta gente in questo momento, io volevo andare all'accampamento militare a questo punto. Perché ci voglio ora, o se no poi torno a Roma mattina. E poi i pomeriggi sì che è troppo pericoloso, è sempre pustiato, ricecchina, cristiani. Che c'era l'equipaggiamento buono. Allora, questa è cabana, messo a tornare in città un attimo, che cosa gli girando la mappa. Gli girando la mappa. Mappa pane. Secondo. Verso destra, verso sinistra, quindi cabana gli accari. Ok. Cabana, ok, quindi a sinistra però in diagonale, tipo. A sinistra però in diagonale, ok.
mi serve di ciova, senza ciova non posso continuare a costruire, è tutto inutile senza ciova. Comunque, lo sparo c'è stato, e lo sparo era in questa direzione, lo sparo c'è stato sicuro, come la morte. Ecco ancora di finire senza chi travaglio, e ci ho creduto tutto. Fare una minchiata e senza chi travaglio invece. A questo punto io seguirei la direzione di ieri. Alla fine male non era. Ci voglio un avvicinamento piano piano. A proposito, ma che cazzo mi stai portando a prezzo? Aspetta. A Aguirre. A Aguirre mi hai portato. Ah, cuffia mi si sta scaricando. Lo piglio il filo. Allora. Raggio. Figlio da Aguirre. Figlio. Aspetta che raggio solo cucciando la corpa, va bene. Aspetta che poi te lo porta. Diciamo può essere. Provo a stare andare dentro. Che fare diciamo. Questo che è spotter. No, questo è poi Scorpion, ne può usare. Non abbiamo Scorpion. Troviamo il nostro conto. Ah, questo qua spotter che gli è bagante. Che cazzo porta? 22 R. 22 R su queste. Allora facciamo così in bar. Sta a vedere la spada. Ferra sto caricatore. E carichiamo. Via. Ok. Se no voglio lasciare lo zaino. Voglio lasciare lo zaino, ma poi che cazzo di spaziaggio. Per cagare. Cazzo. Ci mi resta così. 47, questo potremmo posare, però non ne serve. Regina lasciamo magari tutte queste regine che cazzo a fare. E vediamo ora, mi porto solo questa sfardata là, già può essere. L'equipaggiamento è importantissimo, non stiamo in poche parole, è tutto. Che cazzo non è che facciamo ora con quello? Ah, gli ho posato quello. Non è di cui sfardate. Sta posando magari. Mamma no, proviamoci, ora mai più. Sto per posare il barco. Si devo bloccare. E partiamo. Per blocco.